Care e cari cividalesi, questa campagna elettorale si sta concludendo, ma da lunedì si aprirà la vera sfida per la nostra città. Una città che è arrivata a un bivio, a un momento di svolta e deve decidere se guardarsi alle spalle o rivolgere lo sguardo verso il futuro che credo si meriti. Il futuro in cui credo ha un volto preciso. Credo in Cividale e soprattutto nelle persone che come me la amano. Credo che non sia un caso che il Ponte del Diavolo sia un simbolo di questa città, perché è la metafora del nostro modo di concepire la comunità, stando uniti e superando gli ostacoli. Credo che Cividale non sia il centro e le sue frazioni, ma che esista una sola Cividale e che ogni suo angolo debba essere trattato con le stesse attenzioni. Credo che la vera sicurezza di una comunità sia garantita attraverso l'offerta di servizi a sua tutela. Credo che una buona amministrazione sia fatta soprattutto di ascolto e che debba porre in primo piano i propri cittadini e le loro necessità. Credo che Cividale possa prendersi meglio cura dei suoi anziani e che serva una politica che non faccia sentire solo nessuno. Credo che restare sia un diritto e che un giovane che non può restare sia un pezzo di futuro che se ne va. Non credo negli uomini soli al comando, ma credo nella collaborazione, nella responsabilità comune e nelle competenze di ognuno. Credo in una Cividale che faccia leva sulla sua storia e sulla sua cultura, ma che non si appoggi solo al suo passato per sopravvivere. Credo che sia arrivato il momento di scegliere in cosa credere. Il 24 e 25 maggio scriviamo assieme tutto un altro futuro. La musica deve cambiare.